Buongiorno a tutti, mi chiamo Monica Quanilli, sono un assistente sociale e sono qui in veste di presidente dell'ordine a portarvi i saluti dell'ordine, in primis ad augurarvi buon lavoro come seconda cosa e a testimoniare quanto l'ordine abbia investito in questa collaborazione trasversale tra le varie professioni, perché come diceva il mio collega presidente dell'ordine degli psicologi, è una responsabilità condivisa costruire buone prassi, costruire percorsi di intervento nel campo dei servizi a favore delle persone con fragilità, e i minori sono una delle categorie che sono ancora più esposte perché non hanno rappresentanza politica. Quindi sono persone che costituiscono il nostro futuro, rispetto alle quali noi dobbiamo davvero investire, perché i minori, perché i ragazzi, le ragazze, i bambini e le bambine costituiscono il nostro futuro. Quindi la costruzione di percorsi di tutela, ma anche di garanzia di opportunità e di contesti di vita più sani, migliori, che incentivino anche le loro potenzialità, è una responsabilità che noi come professionisti dobbiamo sentirci ancora di più addosso che come esponenti della società civile. Quindi questo nella nostra intenzione vuole essere un convegno che testimonia questo lungo percorso, questo lungo investimento fatto di anni di incontri, di confronti, di pensieri professionali fatti sulla tematica dei minori insieme ad altre professioni, ma vuole anche essere la testimonianza che i professionisti possono e sanno lavorare insieme per creare anche eventi formativi che abbiano una marcia in più, che abbiano una qualità migliore, che sappiano integrare le esigenze formative di più professioni e quindi creare anche linguaggi professionali comuni. Quindi questo per noi come ordine degli assistenti sociali, ma anche per gli altri professionisti coinvolti, vuole essere il punto di partenza per un percorso di costruzione di momenti formativi condivisi che sappiano davvero essere momenti di propulsione per le rispettive professionalità, ma che sappiano anche coinvolgere gli altri enti, quelli che ad altro titolo intervengono nel campo dei minori. Noi abbiamo lavorato a stretto contatto anche con le comunità di accoglienza per i minori, abbiamo lavorato con altre professionalità, con i pediatri, con tutti coloro che professionalmente tutti i giorni lavorano per garantire maggiori possibilità, maggiori percorsi di tutela e di presa in carico delle problematiche dei minori. Quindi questo vogliamo che sia un primo momento, un punto di partenza per costruire insieme qualcosa di più, qualcosa di migliore, qualcosa di diverso per i nostri bambini e per il nostro futuro anche. Grazie per l'invito che abbiamo ricevuto oggi come assistenti sociali, grazie per il coinvolgimento che abbiamo avuto anche nell'organizzazione di questo momento, grazie a tutti coloro che insieme a noi hanno lavorato per anni alla costruzione del tavolo per un welfare minore e grazie a tutti voi che con la vostra presenza numerosa testimoniate davvero l'importanza della presenza a questi momenti. Buon lavoro.